Amici di Bella Sicilia, continua il viaggio a Longi, tanti altri prodotti, tante eccellenze e tanta passione. Buonasera. Buonasera. Oggi è un giorno davvero speciale per Longi. Sì. Penso che servano queste serate, queste manifestazioni, soprattutto perché paesi come Longi penso che meritino di favorire il turismo, cercare anche di far riscoprire i sapori di una volta. Ad esempio qui abbiamo braciole, speck e nocciola e salsiccia di suino nero de Nebrodi. Gustare questi sapori qui a Longi, lei è anche consigliere comunale qui nel borgo di Longi, scoprire questi sapori nel fascino di un borgo così bello ha un sapore davvero indescrivibile. Cosa rappresentano questi centri per la Sicilia, un centro come Longi? Qual è il punto di forza di questo paese, secondo lei? Secondo me il fatto che comunque piace stare in compagnia, mangiare del cibo buono, bere magari anche un bicchiere di vino, per me è bellissimo. E riscoprire il fascino dei borghi attraverso i suoi sapori, attraverso la loro musica. Questo è Note di Gusto, un caro saluto. I video continuano. Il prossimo anno. Nero, che sarà Abbiamo anche la sagra del suino nero de Nebrodi. 5 gennaio, è una data già. Il 5 gennaio, come no, abbiamo seguito tutti questi appuntamenti, quindi allora appuntamento al 5 gennaio. Ecco. Grazie!